Stiamo già lavorando da anni per riuscire a riportare qui a Vicenza, nelle nostre terre, nei nostri monti, nelle nostre città, riuscire a riportare la dunata. Il gruppo di lavoro già si è incontrato, abbiamo già tutte le carte in regola e la documentazione pronta, l'amministrazione ci è vicina in maniera sostanziale e quindi diciamo che da questo punto di vista li vogliamo qua gli alpini, poi decideranno. Il presidente ANA della sezione vicentina Monte Pasubio ribadisce l'intenzione di voler festeggiare il centenario della fondazione dell'associazione in città, ospitando anche la dunata nazionale. Un messaggio di fermezza lanciato in questo momento delicato che segue quanto accaduto a margine dello sfidamento a Rimini delle Penne Nere. La volontà resta quella di attribuire alla provincia più alpina d'Italia il giusto riconoscimento dei meriti che si è conquistati in guerra, ma soprattutto nell'impegno civile in questo secolo di attività. Tra i simboli un posto speciale merita il nuovo monumento. Il progetto vincitore del concorso verrà presto posto in opera. L'artista autore dell'opera è Giuliano Negretto, anch'esso un alpino. Per quanto riguarda il monumento sicuramente verrà fatto, il momento verrà inaugurato proprio nella fase finale della dunata del centenario, quindi nei giorni 4, 5, 6 novembre del 2022. Il progetto è già approvato, l'artista sta già lavorando perché ha già i mezzi, i materiali per poter già lavorare, quindi abbiamo già avuto, ma avremo anche settimana prossima un incontro con l'amministrazione per mettere fine a questo progetto, ma di fatto è già tutto nei binari giusti. Inizia il cantiere, approfitto. Ecco, il cantiere dovrebbe partire entro il mese di giugno sicuramente.